Mi trovo di fronte all'ingresso del Castello di Padova, ex carcere, ai Carraresi. Ciao Alberto, sono con Ciao. l'associazione Ghost Hunter Padova. Voi come associazione vi occupate di misteri. Io sento Sono un attimo in telefono, io sento Come da nome Ghost Hunter Padova non siamo proprio cacciatori di fantasmi, ma indagatori del paranormale. E qui cosa avete scoperto? Specialmente nella cella 78 abbiamo trovato una voce che si sente molto nitida nelle nostre registrazioni. io sento Siamo stati a Villa Draghi e Montegrotto e al Castello di Cervarese e Santa Croce. una bambina. Un bambino piccolo. A Villa Draghi abbiamo registrato la voce di una bambina. A Cervarese e Santa Croce, al Castello di San Martino della Vanezza, abbiamo trovato una voce lamentosa che dice basta. Bring their own soft drinks, and sometimes Alberto, queste voci sono sorprendenti e misteriose. Voi che spiegazione date a questi suoni che avete registrato? C'è una teoria che spiega che le mura, i muri delle castelli, ville, sono come una sorta di registratore. A nostra destra, in fondo vicino alla porta c'è un rilevatore di movimento, in fondo alla sala abbiamo una telecamera all'infrarosso, poi per terra c'è un telo steso con del talco per segnalare eventuali impronte dovessero esserci, e abbiamo anche il geofono. Praticamente ad ogni passo, come questo che adesso provo a fare, lui si illumina. Quindi sono voci del passato che tornano improvvisamente, non si sa per quale motivo, a farsi sentire. Diciamo anche di sì. Non ho capito, sei una donna? Ma fantasmi veri e propri ne avete mai filmati? Allora, c'è una foto bellissima fatta a Castel Valbona in una delle, diciamo, delle porte della ronda si vede proprio la sagoma, una sagoma eterea, ma si vede molto bene. Stiamo cercando di entrare in contatto con qualcuno dei La Carrara. Siamo in accordi con l'amministrazione comunale di Cervarese e Santa Croce per fare delle visite guidate anche all'interno. E lì al castello di Cervarese ci sono molti segreti? Molti segreti ancora da scoprire. Grazie a Ghost Hunter, ciao, grazie, Ciao. buongiorno mattino. Buongiorno Mattino. io sento